Rieccoci, allora abbiamo il microfono perché c'è, anche noi abbiamo il nostro insigne che ora ha il telefono, magari gli passiamo, Che canzone faceva? lei è Sarno, giusto? No, Sardo. Chinellato. Non è che l'altro non può. Come va? Bene. Lei? Va bene, va benissimo. Stefano, vuoi fare tu la domanda? Perché Stefano mi ha detto, noi abbiamo il nostro insigne e il nostro insigne è Sarno. Beh, io lo ritengo uno dei valori aggiunti di questa squadra, anche se, come dice il mister, avresti potuto fare qualcosina in più. Però, come gioca lui, credo che per il futuro possa essere uno dei valori aggiunti di questa squadra, perché io me lo ricordo a Foggia e me lo ricordo quando vinse in Coppa Italia contro il Cittadella e fece il diavolo a 4. Oggi lo rivedo a Padova, in Coppa Italia vinse contro il Cittadella e oggi lo rivedo a Padova e lo vedo come giocatore che può fare la differenza perché ha dei colpi notevoli. Ci sono tanti giocatori in questa squadra. La domanda? No, la domanda è quanto difficile è stato riprendere dopo 6 mesi, mi pare che eri fermo, e cercare di calarsi in una realtà ben diversa da quella che conoscevi. Italiano napoletano. No, sicuramente non è stato facile, soprattutto pure ad allinearmi ai ritmi degli allenamenti del mister e dei ragazzi. Però piano piano alla fine mi sono messo a posto. Dai. Ma sei contento della scelta fatta? Contentissimo, ho vinto il campionato, quindi la scommessa è vinta. E vuoi restare? Ho altri 2 anni di contratto, sì, per forza. E quindi rimane, sì. Non so, bisogna chiedere poi al mister, io non lo so. Vabbè, quello che diceva Stefano secondo me vale per tutti i giocatori arrivati a gennaio, perché quasi tutti erano reduci da periodi in cui avevano giocato poco o proprio non avevano giocato, per cui già salire su un treno in corsa non è facile. Se poi il treno a livello di intensità è un Frecciare Rossa è ancora più difficile. Quindi io credo che tutti i giocatori arrivati a gennaio, partendo dall'inizio, facendo la preparazione dall'inizio e senza la ruggine diciamo nelle ginocchia che potevano avere quest'anno, possono essere un valore aggiunto per la prossima stagione. Magari lo chiederà anche a Giorgio Zamona una conferma su questo aspetto, perché non sembra neanche lui con i capelli tagliati, è giovanito davvero, cioè ti fa... Sicuramente quando prendi un giocatore che viene da 6 mesi dove ha giocato poco, comunque ha giocato meno, nel caso di Vincenzo era anche fuori rosa e quindi non solo non si è allenato, cioè non solo non ha giocato, ma forse non si era neanche allenato tantissimo, ovviamente lo paghi a livello di impatto con una realtà che peraltro probabilmente era il momento in cui viaggiava a ritmi fortissimi, quindi la difficoltà ovviamente è molto più alta rispetto a un giocatore abituato a giocare, ma siamo convinti a gennaio di aver preso dei giocatori bravi. E chi in un modo, chi in un altro ha dato un contributo importante, l'appunto che ha fatto Andrea è sicuramente giusto, nel senso che sono ragazzi che se partissero dall'inizio con il mister probabilmente avrebbero avuto un rendimento molto più alto di quello che hanno avuto, pur avendo dato comunque un contributo determinante per la promozione. Sarno, attento, cioè, così la bevi così fredda, non ti può far male. Ti può far male poi così, No, un po' più forte, cioè sei così, parli poco così in campo oppure no, parlo poco, sì. Parlo sicuramente meno di lei. sì, questo no. Contessa, no, prendi Contessa. In italiano fa fatica. Prendilo tu. Allora, com'è andata quest'anno Contessa? Sei arrivato sulla fascia, il terreno sulla fascia, contento del tuo campionato, di questa promozione ovviamente inutile ricordarlo, immagino. Sì, sono... Che poi anche la squadra dove sei arrivata è stata promossa, giusto? Sì. Sono contento infatti anche per i compagni che ho lasciato quest'estate che abbiano raggiunto l'obiettivo che si erano prefissati. E io sono contento di aver fatto parte quest'anno di questo progetto. I compagni sono stati fantastici, sono dei fantastici compagni di squadra e degli uomini. Quello un po' più matto del gruppo?
Matto in maniera simpatica, dai, insomma, cerca di capire quello che nello spogliatoio ne fa più degli altri, insomma, quello che traina. No, c'è l'imbarazzo della scelta veramente. Dimmene uno. No, Oh, non escono dallo spogliatoio certe cose. beh, basta dire, insomma, così. No, sono tutti bravissimi ragazzi. No, non ho detto che sono cattivi, ho detto. Non me lo vuoi dire? No, ne pago poi le conseguenze di quello che dico. Quindi, Perché? no, non si raccontano le cose che succedono nello spogliatoio. No, no, nello spogliatoio. No, volevo però dire, se c'è una qualcuno- cosa ve la devo chiedere. Io vorrei capire com'è nato tutta quella partecipazione sullo spot natalizio, perché credo che sia una delle... non so se ce le hai. Bisoli, Ecco, esatto, bisogna che ce la raccontiate, perché vedere Bisoli che viene fuori come Babbo Natale, cioè onestamente tutto mi sarei aspettato, ma non il mister Babbo Natale. Però è venuto fuori veramente una cosa molto carina, perché lì avete partecipato tutti. Forse è la cosa più mattacchiona che avete fatto, o no? Vuoi rispondere? Ne fate di mattacchiona? No, questo è un gruppo che insieme sanno divertirsi, veramente. Vedo che stanno ben volentieri insieme, non gli pesa il ritiro, non gli pesa stare 2 ore al campo, e questo è uno dei grandi segreti di questa squadra, il coinvolgimento fra di loro. Non hanno, i vecchi, fra virgolette, non hanno mai fatto pesare ai giovani di essere quelli che gli possono rubare il posto. Loro sanno che alla domenica va in campo chi l'allenatore merita in quel momento, che non è una scelta ben definita, ma è una scelta del momento per far vincere il Padova. E quindi questo loro hanno accettato con grande serenità, questi li ringrazio. E poi ho visto fra di loro una partecipazione, quando era uno in difficoltà cercavano tutti di aiutarlo, anzi si aiutavano fra di loro, facevano una corsa in più per il compagno, e questo gli ha permesso di arrivare a questo grande traguardo. L'unico che è andato un po' fuori dalle righe, ma... Puzzetti. No, ma che Puzzetti? Puzzetti no. E dice sempre Puzzetti. No, pensavo- è un po' contessa ogni tanto, ma la targa giustamente non è di quelle nuone. Come mai Però... contessa? Prendi il microfono. Come mai? Matto ero io alla fine. Per No, quello. il Matte, sì, il Matte poi era lui. Era lui. È quello che non voleva dire, il Matte era lui. Per quello lo volevo È per quello che non voleva dire. Poi Belighieri era lui il matto. No, beh, sei passato dal matto a quello che è morto che non se ne è accorto. Ecco, hai fatto quello. Uno che è morto e non se ne è accorto. Un morto che gli ha fatto vincere 2 campionati. Quindi. Capito subito? Ha fatto vincere 2 campionati, visto. Non è come Puzzetti lui. Puzzetti l'aveva preso di mira, ma Belighieri ha fatto vincere 2 campionati. Morto anche l'anno che l'avevo preso. Morto. Perché è morto? No, ma si fa una scherza, perché è un ragazzo molto posato, c'ha una flemma, non va mai oltre le righe. Gli puoi dare una botta, ti dice dammene un'altra, uno gli dà un cazzotto, dammene un altro, è talmente bravo che quindi io dico morto, perché tanto... E come mai ha preso uno che di dare un cazzotto ne porge l'altra guancia? Oh, Perché secondo me lui ha buttato via una carriera di grande livello, cioè di stare a grandi squadre. Lui lo sa qual è, io adesso a dirlo adesso, se vuole glielo dico, ma lo sa lui qual è il suo problema. Qual è? Prendi il microfono vicino. Via dopo. No, lo sa lui qual Sono è. complimenti che sta facendo. No. E qual è? Lo conosco. Ma davvero potevi far di più, come dice Lui? il mister? Non lo so. Uno Ma mister prova lo sempre a dice. fare il meglio, dopo a volte si riesce meglio, a volte no. Ma il Però mister no. dice, Non per spezzare una lancia a suo favore, nel girone d'andata ha fatto gol importanti lui. Io dico che lui ha Perché nel lui- calcio nel DNA, cioè lui in certe tutte le cose partite tatticamente le recepisce alla prima cosa che fa. Quindi io sono convinto che lui, se io l'avessi preso quando aveva 23-24 anni, sarebbe arrivato in una grandissima, ma non perché sono bravo, perché lui è bravo. E il problema è che lui... ha avuto allenatori che non hanno No, stimolato. io non sto parlando di allenatori. Allora per quale motivo non è Lo arrivato? sa lui lo sa. Se lui lo Poi va a dire dire, lo perché sa. o no? Ci incuriosisce lui. Sono cose nostre. Lo sa. Da spogliatoio. No, sono cose che lui sa. Però veramente lui è un giocatore che ha nel DNA il calcio. È bello da vedere, sa. Lui potrebbe fare tutti i ruoli del calcio, tutti. Terzino, tutti. Io sono convinto che lui potrebbe fare anche il terzino. Tranne il portiere. Quello vabbè, quello fa.
È tutto vero allora? Se lo dice il mister? Senti, al di là ovviamente dei complimenti del mister, è stata una bella annata. Sei arrivato come valore aggiunto, quando sei arrivato tu e Guidone mi sembra. No, io e Giampiero. Pinzi. E Pizzi, è vero, sì. Che all'ultimo poi, giorno di mercato. E lì un po' poi avete fatto crescere per l'esperienza che avete, per le qualità che avete tutti e due, sicuramente la squadra, e la squadra ha preso una direzione importante. Sì, no, abbiamo cominciato a fare risultato e quindi il morale di tutti è salito e quindi era più facile poi andare in campo, quello sicuramente. E quindi è stato, come diceva il mister, che voi avete dato qualcosina di qualità. Noi abbiamo dato il nostro contributo come tutti, chiunque è stato chiamato in causa comunque quest'anno ha fatto bene, sia i giovani sia i meno giovani, quindi è stato un giusto mix che ha portato alla vittoria del campionato meritata. Allora andiamo a vedere i gol del giro d'andata. No, aspetta, parliamo anche di... È arrivato con Giampiero, non vuoi spendere una parola su Giampiero? Gli ho detto poi ritorno. No. Prego, No. mister, prego, Giampiero. No. Beh, Giampiero è stato, secondo me, l'uomo, al di là che aveva un raggio d'azione di 2 metri quadrati, ma lo sapevamo Mi questo. stava sacrando. Complimenti stasera, grazie mister. Però Giampiero ha dato l'equilibrio, la cattiveria giusta, e nel momento, siccome venivamo da quella gran batosta di Renate, lui è stato uno che nei momenti, diciamo, quelli un po' più, fra virgolette, problematici, qualche volta la gambina ce l'ha messa, e quindi è stato bravo. Però quel giocatore... No, ma loro se vogliono, Sì, fine campionato, hanno tutte le loro... Sì, però, mister, quel giocatore, sta dicendo Pizzi, la sua carriera ad alto livello. No, l'ha stiamo fatta, parlando di un fuoriclasse. Stiamo parlando di un giocatore che è arrivato in nazionale. Lungi a me che questo ha fatto una carriera fuori norma. Non come Berlinghieri. Non come Berlinghieri. La differenza fra Berlinghieri e Pinzi ha voluto arrivare. Berlinghieri si è accontentato. E Pinzi è andato in nazionale. Cioè, Pinzi ha giocato 450 partite in Serie A anche in nazionale. Quindi stiamo parlando di un signor giocatore. Quando arrivi all'Accademia, cioè alla Serie A, sei un grande giocatore. Vabbè, e poi rimanerci perché c'è rimasto... No, c'è rimasto 11 anni, 13. 11 anni sei rimasto in Serie A, Pizzi, tu. No, di più, 15. 15 anni in Serie A, pensa a te. 4. Bravo, La domanda è abbastanza banale. Che differenza c'è fra la Serie A che hai giocato, perché l'hai giocata fino a un paio d'anni fa e venivi da Brescia in Serie B, alla Serie C? Che differenza c'è? Beh, le partite sono molto differenti. In Serie A quando tu prepari degli schemi, diciamo che la domenica poi fai quel tipo di schema, poi ci sono i fuoriclasse che la partita la risolvono con una giocata, diciamo, con una genialata. In Serie C, a parte che trovi dei campi, alcuni veramente indegni, ci sono dei campi in Serie C veramente piccoli, alcuni sintetici, inguardabili, dove giocare a calcio è veramente difficile. E poi chiaro, la tecnica è differente, la palla è più in aria che per terra, i ritmi sono diversi, quella difficoltà che ho incontrato io a calarmi in questa realtà. Poi chiaro, io come ho detto anche ai ragazzi quando siamo andati in Serie B dopo la partita della Reggiana con l'Albino Leffe, la fortuna di questa squadra è che abbiamo trovato noi vecchietti, diciamo tra virgolette, i giovani, un'alchimia incredibile, cioè era un piacere stare insieme, noi ogni sera ci chiamavamo, andiamo a cena, andiamo al cinema, è stato veramente un gruppo eccezionale, abbiamo passato veramente un'annata bellissima insieme, anche con lo staff, con tutti i ragazzi al di fuori della società. Sì, un gruppo è stato solido, veramente, si è come creato quell'alchimia giusta e veramente che è stata un'annata perfetta dove abbiamo dominato Giorgio, tutto il come sei campionato. arrivato a Pizzi? Siamo arrivati dopo la sconfitta di Renate, che abbiamo un po' ragionato col mister, un po' anche con la proprietà. L'arrivo di Berlinghieri era già comunque in programma. Dopo la partita di Renate abbiamo riflettuto un po' e probabilmente ci serviva comunque un giocatore di spessore in mezzo al campo, perché comunque mancava personalità, mancava un po' di quella sana cattiveria agonistica che mancava a nostro avviso ancora alla squadra. Insomma, la sconfitta di Renate era anche un po' frutto di quella mancanza lì, secondo me, al di là di quello che ha detto il mister, che lui ritiene di aver fatto qualche... Sì, ma come siete arrivati a lui? Siamo arrivati perché lui aveva voglia di giocare ancora, a Brescia non era contento, il suo agente era già un po' che
che mi chiamava, mi diceva "Guarda, non è contento, cosa pensi, cosa non E quindi pensi". sei andato a parlare Sì, con poi lui, certo. pensavamo di non far più niente, quindi gli avevo detto "Guarda, non facciamo più niente", e poi dopo quei giorni lì, insomma, abbiamo accelerato e lui... E anche in questo Stefano, Andrea, la società è sempre presente per Gli come anch'io spifferi sto- dello spogliatoio dicono che è un grande uomo dello spogliatoio. Cioè, se dovessimo Giampiero? fare... Sì, sì. Cioè, chi ha fatto spogliatoio anche nei momenti in cui magari avete avuto, parliamo della fine di dicembre, prima della pausa, quando c'è stata la sconfitta di Gubbio, lui è uno che sa tenere lo spogliatoio, ma ce ne avete di qua, 3 o Ce ne 4 sono 6 o 7 che esatto, sono... ecco, io dico 3 o 4. Insieme formano un bel gruppo, 6 o 7 Però mi piacerebbe importanti. sentire anche i giovani. Poi arrivo, Perché faccio io- i gol, poi arrivo da Perché io Cisco, da Cisco, Marcandella, Mazzocco e... da Mazzocco, arrivo da tutti i giovani. Allora andiamo a vedere i gol del giro d'andata, poi andiamo con i giovani. Beh, Zambataro, cioè, non mettiamo Zambataro perché poi succede qualcosa, diciamo anche Zambataro. Perché cosa succede? Non si sa mai. Oltre a saltare sulle spalle del presidente. Zambataro dov'è? Zambataro, prendi il microfono. Ha detto che il mister, se non ti ascoltiamo, ti arrabbi, insomma, no? No, lui fa la... È l'unico colorato che abbiamo, dai, vai dire qualcosa o no? Beh, ma dopo arrivavo anche da loro, arrivo anche da loro. Ma da loro ce n'è uno, Sì, sì, sì. non è che ce ne sia tanti. No, volevo dire, arrivo dai giovani. I gol No, perché hai detto Mazzocco, Cisco, Marcandella. Sì, Vabbè che Zambataro. Ravanelli sembra un vecchio, ma c'è anche Ravanelli. C'è anche Ravanelli, è vero, vabbè. Poi andiamo anche da loro. Vediamo i gol del giro d'andata. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart.
Applauso per il giro andata allora. Cisco, poi vado da Cappello che è quello che ha fatto più gol, assieme seguito da Guidone. Allora Cisco, beh, abbiamo concluso il giro andata con due tuoi gol davvero molto importanti per il Padova. Contento? Sei approdato, ti ha acquistato una grande società, l'anno prossimo dovresti rimanere ancora al Padova, almeno mi sembra di aver capito, giusto direttore, se firma il presidente, l'allenatore, insomma se sono molte coincidenze. Contento di tutto Cisco? Sì, molto contento, è successo tutto molto in fretta quest'anno, però diciamo tutto guadagnato, un po' per la fiducia che mi ha dato il mister soprattutto, e io mi sono fatto trovare pronto la maggior parte delle volte, non sempre, e è andata bene. Come la maggior parte delle volte non sempre? Perché molte volte, una o due volte sono entrato male in partita e non sono riuscito a dare il mio contributo. E quindi hai fatto arrabbiare il mister? Sì. Sei arrabbiato il mister? Beh. Però c'è stato un momento che lui ha patito, come ha detto, questo momento che gli è esploso. Ecco, un giovane mister vuole sempre giocare e magari inizia, debutta, fa i gol, vorrebbe giocare sempre. Invece il giovane deve, lui, Marcandella, Zambatari, i giovani devono anche maturare. Ecco, il tempo per maturare ai giovani c'è, oppure se uno è bravo bisogna farlo giocare, secondo lei? Se in quel momento è bravo bisogna farlo giocare, ci sono dei momenti che bisogna percepire la difficoltà che lui sta attraversando, l'allenatore glielo deve far capire nel quotidiano, qualche volta lasciandoli a casa, a sbollire nell'acqua bollente, e qualche volta saperli coccolare e saperli prendere. Cisco del Sassuolo però dovrebbe rimanere, in teoria chiedo conferma se a Giorgio Zamone, dovrebbe rimanere al Padova un altro anno, sempre che tutti siano d'accordo, insomma, perché... Sì, no, questo era l'accordo a gennaio quando l'abbiamo venduto, poi se il Sassuolo decide di tenerlo in rosa in Serie A, sono titolari del tesseramento, e quindi se lo danno in B viene da noi. Qui il concetto è se lo vuole il Sassuolo va al Sassuolo. Cisco, c'è questa possibilità di andare in A o rimanere in B al Padova? Io credo che sia meglio fare un anno in Serie B, credo, per il mio bagaglio di esperienza. Poi sempre con questo allenatore non sono io qui, che deciderò. Sempre con questo allenatore che... Penso di sì, non so. No, dipende da domani, sto scherzando, dai, ci mancherebbe. Marcandella, sei lì che guardi il soffitto, Marcandella, cosa c'è? Sei tutto a posto? Allora, c'è il microfono. Allora, tu arrivi, l'allenatore ti viene a vedere una partita, credo l'anno scorso in Serie D, sapeva che tu eri del Padova e dice questo giocatore lo voglio portare con me. Ed è stata la tua fortuna che l'allenatore sia stato presente a quella partita. Sì, una fortuna, sì, certo. Poi ho giocato bene, quindi mi ha dato questa occasione, poi è stato un anno un po' così, però alla fine sono contento. Insomma, hai avuto un infortunio, insomma, sì. Sei stato andata anche bene, insomma, come primo anno, vice campionato, debutti nella città dove sei nato calcisticamente, insomma, è stato tutto bello, giusto? Sì, bello. Ecco, del futuro cosa ti aspetti? Non lo so. Cioè, ovvio che vorrei rimanere qui, è normale, sto bene qui, sono a casa. E quindi sei contento di rimanere cosa c'è qui? di meglio? No, mi sembra quando sei contento di rimanere qui. Sono... no, è proprio così, ci sta venendo a fare. Ieri sera era Sky, gli ho detto se era triste perché l'ho visto alla televisione, è come adesso, morto, se rimane qui, sì, se cade per dirmelo quel lampione là, gli cade addosso, vabbè mi è caduto addosso, pazienza, lui è così. Lui è un altro che nella vita gli è passato il Frecciarossa, si è aggrappato, ma ancora non ha capito cosa vuole fare da grande, Ancora non l'ha capito. Ha una buona parola per tutti il mister, sì, sempre. No, ma lui era, adesso non voglio, era là in una squadra che ha fatto un finale di play-out, no? Io sono andato a fare una girata in moto perché sono andato a vedere mio figlio, l'ho visto giocare, ho detto qualcosa lì c'ha, qualche qualità quel ragazzo, come mai gioca lì? Avevo capito perché giocava lì. Invece c'ha tutti i difetti del giocatore vero. E quindi per migliorarlo? Bisogna entrargli nel cervello, qualche volta lo capisce, qualche volta no.
Al di là poi della sfortuna che ha avuto dopo certo. Però è un complimento quello che stai dicendo. Stai dicendo che sei un gran giocatore se vuoi. Sì, ci sono tante cose da migliorare, però sono giovane. Ti ha detto in parole povere che tu sei un grande giocatore, Marcandella, basta che adoperi. Questo ti ha detto, sei un grande giocatore, non uno qualunque. Sì, ma ha anche detto che non ho tanti problemi. Sì, ma in senso positivo, cioè che tu hai problemi, è fatica a spiegartelo, però vuole dire che hai problemi nel senso che tu hai grande qualità e quei problemi toglili perché sei sul Frecciarossa e ti stai aggrappando. Sì, ma lui vuole dirti che sul Frecciarossa tu devi salire di diritto. Certo. E se non ci sali è colpa tua. Sì, ma i limiti bisogna limarli, ma sono giovane, sto No, cercando... sei giovane, quanti anni hai Marcatello? 21. Sei già vecchio. Devi ha ragione il mister, devi aggrappare quel treno e salirci su. Sì. Come facciamo? Facciamo. Zambataro, vediamo se Zambataro. Tu sei su quel treno, Zambataro? È sotto. O sei sotto il treno tu? Spero di esserlo. Sopra il treno, ovviamente. Poi non lo so. No, te lo chiedo perché qui non so più che domande farvi, perché addirittura... Com'è Zambataro, mister? Zambataro ha voluto prendere il treno. Zambataro ha preso il treno. Frecciarossa. Zambataro ha avuto una crescita importante. È arrivato qua come un pulcino spennacchiato, no? Bagnato. È abituato, lui doveva abituato a essere nel settore giovanile migliore d'Italia, tutti coccolati, bravi le giocate d'esterno, di tacco. Quindi non si era calato nel mondo dei grandi. Poi a forza di prendere qualche legnata anche dai suoi compagni, perché qualcuno gli è arrivato, ora è diventato un giocatore importante. È cresciuto anche nel piano fisico, nella testa, nella mentalità. Potrebbe avere un futuro roseo. Hai capito Marcandella? Ma no, sì, Marcandella quello che dico non lo capisce. Non lo so, però Zambataro tu il treno l'hai preso. E questo detto dall'allenatore credo sia una cosa che ti dia soddisfazione, no? Parecchio. Basta, non vuoi dire altro? Non c'è nient'altro Cosa da ti dire. aspetti dall'anno prossimo in Serie B a Padova? Di rimanere? Cosa ti aspetti? Tutto dipende, ovviamente dall'Atalanta, perché io sono tesserato dell'Atalanta, poi decideranno Rimane il il direttore. C'è possibilità che rimanga Zambataro? Vuoi sapere tutto stasera? No, insomma, manca 3 mesi ancora Giorgio, aspetta un attimo. Aspettiamo. No, dai, a parte gli scherzi, ha detto giusto, è un tesserato dell'Atalanta, rientra per fine prestito. Il nodo è il dottor Bisoli, quando sciogliamo quel nodo lì poi cominceremo a fare il programma. Zambataro, se l'Atalanta me lo vende lo compro. Ecco, bisogna però risolvere domani il nodo. Io ho detto, se l'Atalanta vende Zambataro lo compro. Vabbè. Zambataro, se l'Atalanta ti vende, Bisoli ti compra. Sarei soddisfatto. E ti metti in giardino. Imparerò anche lì. Ravanelli, dov'è Ravanelli? Eccolo lì. E questo, mister? Cosa mi dice questo? È un giovane vecchio. Beh, è un giovane vecchio. Poi, non abituato alle bagorde della vita, l'ha fatta sta settimana, è andato in una confusione totale. È andato in una confusione totale, perché lui è abituato a non so dove abita, nei monti, quindi poche feste, tutto inquadrato. Questa settimana ha fatto bagorde con i suoi compagni, siamo andati a Reggio, deve aver sbagliato il destro col sinistro in campo. Però questo è un giocatore che arriva sicuramente a grandi categorie. È nostro del Padova? No. Ravanelli no. Com'è andata quest'anno Ravanelli? A parte i complimenti dell'allenatore ovviamente e di tutti i tifosi del Padova. Beh, è andata benissimo per me, almeno per il personale è andata benissimo, anche per la società perché abbiamo vinto il campionato. E io sono contentissimo di quello che ho fatto finora. È tutto vero quello che ha detto l'allenatore? Non C'è anche tutto, confusione però questa settimana? Questa settimana sì, dai, diciamo di sì. E allora cos'è che hanno detto di sbagliato? No, niente. Allora, ti dico di Ravanelli fino a gennaio ha giocato pochino. Il suo procuratore lo conosco da tanto tempo,
è venuto alla Guizza, mi sembra a febbraio, era a gennaio, no, dicembre, un po' prima. Gli ho detto che Ravanelli diventa un grande giocatore, diventerà importante per il Padova, bisognava solo aspettarlo. Ma se va via? Questo io non è che devo farci. Candido invece cosa farà Candido? Che è il gol d'oro dunque del Padova, gli diamo... No, Cappello, scusa, poi vado da Candido, Cappello, chiedo, con la C Candido, Cappello. Cappello, scusatemi, faccio confusione insomma. Sì. Capocannoniere. Sì, no, sono molto contento. Anche tu non sei del Padova, no. Sei del Cagliari, Sì. giusto? Scusa, fermo un attimo, cosa succederà con Cappello? È uguale agli altri, no? Nel senso che Io te lo chiedo perché... è un ragazzo che ha dato un contributo ovviamente importante alla vittoria del campionato, comunque a questo gruppo e alla società del calcio Padova. Io quest'estate avevo tentato di prendere un diritto di riscatto, ma era valutato troppo... aveva una valutazione troppo alta. È naturale che avendo fatto 12 gol nel Padova, magari ne può fare ancora da qui a magari anche Domenico in Supercoppa, sicuramente il Cagliari farà una valutazione dettagliata del suo percorso. Io penso che sia più giusto che continui a giocare e avrebbe la fortuna, almeno da parte nostra, di poter continuare con il Padova, però è di proprietà del Cagliari. E tu cosa ti aspetti, Cappello? Vediamo cosa succede ora nel finale di campionato È finito il campionato, Cappello? di tutto il campionato. Comunque sono stato molto bene qui e quindi vediamo se c'è la possibilità di restare e ne parleremo. Ecco, ma ti piacerebbe rimanere, Cappello, qui a Padova, sì, certo. dopo, conoscendo la piazza, insomma, conoscendo le ambizioni della società, dunque mi sembra anche la volontà della società stessa di tenerti, da quello che ho percepito dalle parole del direttore Zamuner. Sì, sicuramente mi piacerebbe molto restare anche l'anno prossimo. Fabri lo riconosco dai capelli, ti riconosco sì, dai capelli. Tu sei arrivato tra i rinforzi di gennaio, giusto? Contento di essere arrivato qui? Sì, molto contento. Poi sinceramente anch'io come Vincenzo all'inizio ho fatto un po' più di fatica di quello che mi aspettavo. Nonostante io mi fossi allenato, a differenza di Vincenzo, ho faticato all'inizio e poi comunque è andato sempre meglio e sono contento del finale di stagione. Ecco. Un altro giocatore che piace molto è Gliocci, vero? È vero? Dov'è Gliocci? È quello vicino a te. È un altro giocatore che piace alla società, piace al direttore, credo, confermi, mi sembra di aver capito, un giocatore che può dare un contributo importante al Padova in Serie B. Parole del tuo direttore, quindi credo che faccia piacere questo. Sì, assolutamente, certo. Quindi? No, siete proprio di poche parole, neanche quando va, porca miseria, una roba. Quindi ti piacerebbe rimanere? Lui ha il contratto, perché non mi ricordo più, c'è il contratto per l'anno prossimo? Del Sassuolo anche lui. Del Sassuolo, chiedo scusa ragazzi, se non mi date una mano, sei del Sassuolo? Sì. Qui sono tutti del Sassuolo, qui non so, lui è del Sassuolo, Cisco del Sassuolo? Due. Però ti piacerebbe rimanere qui? Sì, sicuramente è una scelta che faremo a breve, ma la volontà mia sicuramente è quella di continuare qui anche il prossimo anno, sicuramente. Di rimanere in questa città, insomma. Vabbè, allora facciamo così, siamo andati a sentire anche i tifosi, però prima di vedere i gol del girone di ritorno siamo andati a sentire il presidente dell'ICB, sentiamo cosa dice dopo questa promozione. Ci avremmo messo tutti la firma, un campionato, ci speravamo magari all'inizio sicuramente andare ai playoff, ma di vincerlo così, che c'è stato un momento dove si stava anche quasi stravincendo e si è mantenuto ci hanno fatto un po' soffrire le ultime settimane, ma comunque hanno mantenuto quella calma che era doverosa per chi ha competenza e professionalità. Da tifosi qual è l'augurio per il futuro? Cosa vi aspettate? Ma intanto ci aspettiamo che le cosiddette basi rimangano, a cominciare dall'artefice principale che è, oltre che allenatore, anche Zamuner. Noi ci crediamo che Padova non vuole fermarsi qua. È chiaro che bisogna fare le cose con la giusta calma perché non diventi un elastico, perché l'elastico poi alla fine si rompe, no? Ecco, per cui con le giuste programmazioni, ma il Padova merita anche un palcoscenico maggiore.
Beh, insomma, già maggiore, la Serie B intanto così, però da quello che ho capito lui dice l'importante è avere una continuità nel parlare con il presidente, con i tifosi, di avere una continuità, di crescere, non di andare su dopo retrocedere così, ma di fare un progetto e lui dice con la famiglia Bonetto sicuramente questo succederà. Mazzocco è iniziato con noi, dov'è Mazzocco? Eccolo lì, è iniziato con noi 4 anni fa, è arrivato da Parma, va via, ritorna a Parma, invece sei rimasto qui, hai dato contributo, tutti gli allenatori che sono venuti, sono pochi, però tutti ti hanno riconfermato, vuol dire che soddisfi le esigenze dell'allenatore, e da 4 anni che sei qui a Padova. Contento di tutto questo, Mazzocco? Beh, sicuramente sono felice perché comunque in questi 4 anni che ho passato qua ci sono state molte soddisfazioni. Il primo anno abbiamo vinto il campionato in Serie D, poi vabbè, l'anno scorso e l'anno prima comunque abbiamo fatto dei buoni campionati. Quest'anno ho vinto il campionato tra i professionisti con il Padova e quindi sono delle soddisfazioni uniche e indescrivibili. Mister, mi vuole dire qualcosa su Mazzocco? Mazzocco ha patito molto il cambio di allenamenti, ha una struttura importante, deve capire che qualche volta la palla va passata e non sempre portata, però ha delle basi buone anche per giocare nella categoria superiore. Mi sembra bene di cosa dici? Sì, benissimo. Ma però tutti lenti, tutti i mister, li ha proprio tutti ordinati, nessuno si sbilancia qui, nemmeno nei giorni di festa. Sono bravi ragazzi, sono bravi ragazzi. No, Zirkov, riesce così, non ci capiamo Zirkov. Beh, qualcosa dovrà dire Zirko, no, è vero o no? Com'è Zirko? Facciamo così, mister. La mia croce. Perché? Beh, l'ho avuto l'anno scorso a Vicenza, quindi sapevo delle sue qualità. Evidentemente quest'anno ha mangiato qualcosa che non gli è andato bene. Cosa hai mangiato, Zirko? No, non ha mangiato perché si è presentato in ritiro con 8 kg sottopeso e quindi ha avuto qualcosa. Io il Zirko dell'anno scorso, ma gliel'ho sempre detto, non l'ho mai visto. Io sono onesto e l'ho sempre detto a tutti. Come mai Zirko, sentiamo, come mai secondo te il mister non ti ha mai visto il Zirko che conoscevi, che conosceva? No, non so cosa dire, ma... Beh, puoi farti valere. Sì, ho provato a farmi dei esami di coscienza, però... Non c'erano gli esami. Sì. Mister, via una parola. No, allora Zirko è il classico brontolone dentro, ma non l'esprime mai. Cioè, qualche volta pensavo che lo esprimesse. Poi c'è stato un momento che abbiamo avuto un confronto, ho detto adesso è il momento che parte. Se volava una botta la prendeva lui, sembrava zoppo per 7 ore, tutto male, aia, tutto un lavoro così era. Quest'anno secondo me lui ha patito molto sul piano fisico. Sempre problemi, distorsioni alle gambe. Però mister, quest'annata può servire per migliorare proprio per il motivo ma che lui hai detto. c'ha un piede importante, c'ha una corsa importante, bisogna andare a registrare la centralina. E quindi... Devo registrare la centralina. Sì. Sai la centralina cosa intende invece? Sì, lo sa, lui lo sa. La testa, vero, lo sa. E quindi c'è la possibilità di così. Poi c'è ancora giovane, quindi c'è ancora. Dimmi qualcosa, dico c'è. No, imparo da quest'anno e cercherò l'anno prossimo di far meglio. Basta così? Sì. Basta così. Allora andiamo da Candido, perché Candido è avuto... Anzi, quindi facciamo una prova, perché anche lui assieme a Madonna è stato uno degli sfortunati di quest'anno. Però insomma se ti sei ristabilito giusto e domenica hai avuto il giusto premio nel gol che hai fatto a Reggio Emilia. Sì, si è parlato tanto di questo infortunio, poi bene o male adesso è passato, quindi sto cercando solo di godermi il finale di stagione e basta, dai, insomma. Sono contento comunque. Cosa ti aspetti dall'anno Venturo? Dall'anno Venturo cosa ti aspetti? Insomma, tutti noi ci teniamo a rimanere in questo gruppo, bel gruppo che si è creato anche nella categoria successiva e quindi proveremo a fare qualcosa di importante tutti insieme. Chi mi suggerisce qui che non riesco a capire cosa mi suggeriscono i miei colleghi. Bellemo, dov'è Bellemo? Settore giovanile del Padova, eccolo lì Bellemo. Tutto a posto, Bellemo.
Allora, Bellemo domenica mi ha dimostrato che gli insegnamenti che abbiamo avuto li ha messi in pratica, ha fatto una grande partita Bellemo. C'ha dei valori importanti, si deve toglierle di dosso dalla sua corazza, di chiacchierare troppo sulle giocate. Bravo, si gioca, chiacchiera bene, Bellemo, si gioca. E in più deve, gliel'ho detto lui, deve fare un lavoro, siccome io ero più lento di lui, di velocizzare i piedi. Secondo me potrebbe diventare un giocatore importante, perché domenica ha fatto una grandissima partita, me la sono rivista a casa, ha fatto una grande partita domenica. Vuoi dire qualcosa a Bellemo? No, mi fa piacere quello che ha detto il mister, condivido che devo velocizzarmi. Sul parlare ci farò un pensierino, perché non ci avevo mai pensato, che forse parlo delle giocate che faccio, però comunque... No, ma non solo le sue, anche quelle degli altri. Bravo, bravissimo. Ce l'ha. Si è detto, mister, mi faccio una cortesia personale. Diamo un po' di coraggio a Marcandella su quel treno, perché lì ha battuto... Morto? È lì che... È morto Marcandella? Vediamo un po'. Allora, poi voi avete un compagno che è l'eleganza, sembra quasi un attore, e lui è Russo, è vero? Non sembra un attore. Passi il microfono, l'abbiamo tenuto. Allora, Russo. Aspetta, Russo è stato un artefice importante di questa vittoria del campionato. Mi viene di la vuoi prendere in giro? No, gliel'ho sempre detto a tutti. È stato un giocatore importante perché si è sempre allenato a 3000, c'è stato un momento che non è mai stato preso in causa, se non nei 10 minuti finali, ed è sempre risposto bene. Ha giocato le ultime partite bene, quindi vuol dire che l'allenamento che ha fatto durante l'anno gli è servito. Gli è servito lui, ma non è servito solo lui, è servito alla squadra. È rinnovato, vero? Lui è rinnovato, rimane. Quindi tu rimani con noi l'anno prossimo, Russo? Speriamo. No, è rinnovato? Sì, che te lo possono togliere, insomma, no. Quello ormai è fatto. Sei contento di questo, del campionato, delle parole del mister? Certo, contentissimo. Poi quando si vince... fa sempre piacere, poi vincere in un contesto del genere, in un gruppo così è speciale. Russo. Mister, le prego, Marcandella davvero, davvero per me scusami Russo, prego. Dicevo che vincere in un contesto del genere con un gruppo così è speciale, fuori dubbio. La società ti rinnova il contratto, vuol dire che ha fiducia in te come i tuoi compagni che hanno rinnovato, quindi... Sì, sono grandi attestati di stima, vuol dire che comunque il lavoro che è stato fatto è sotto gli occhi di tutti. Lanini, mister, lei ormai mi sta da tutti i voti con la motivazione. Lanini non mi ha, o io non mi sono fatto capire, e quindi do il fatto anche che lui è arrivato a fine gennaio, giusto? Fine? Sì. Fine. Sì. E quindi ha avuto poco tempo per capirmi. Questo impatto tremendo che ha avuto gli ha creato uno scombussolo nella testa, che dice questo è un matto, quindi io non posso adeguarmi a lui. E quindi... Poteva fare qualcosa di più, insomma, in parole povere. Sicuramente, perché ha delle doti importanti, però non c'è stato il feeling giusto per cercare di tirargli fuori quello che lui aveva. Non c'è stato il tempo, perché a lavorare con me è difficile, perché tutti i giorni avere uno che ti martella all'inizio può essere stressante o potrebbe essere noioso. È chiaro che vieni in ritiro con me ha un grande vantaggio: quando non c'è lo stress delle partite o ti adegui e quindi vai avanti con il ritiro, e quindi quando lui si è presentato il 31 gennaio noi eravamo nel pieno della cavalcata per andare in Serie B, e quindi io molte volte non gli ho potuto neanche spiegare questo mio metodo di lavoro, e quindi con lui non c'è stato un feeling proprio di... Ti è dispiaciuto di questo, Lanini? Ma sì, mi è dispiaciuto perché comunque sia sono un ragazzo, un giocatore ambizioso, quindi quando sono venuto qui speravo e ho cercato di fare il massimo per dare il mio contributo per la causa. Penso che il mister abbia detto come siano andate le cose, e sicuramente non sono stato abbastanza bravo io a cercare di dimostrarli. Dove è sbagliato secondo te di non accontentare
le richieste del mister, insomma. Ma se potessi rispondere a questa domanda probabilmente non sarebbe andata così questi mesi, però comunque sia la cosa più importante era venire qui e cercare di mettermi a disposizione, vincere il campionato, questo è accaduto, quindi il resto passa in secondo piano. Guidone, 9 gol, sei secondo, 9 gol giusto Guidone, 12, 9 gol, quindi sei secondo cannoniere insomma della squadra. Contento della tua annata, potevi fare qualcosina in più, delle volte ti vedevo davanti alla porta, porca miseria, farà gol, mi facevi arrabbiare nel vederti così, però ti dannavi che per la squadra, perché correvi molto per la squadra, per il gruppo insomma. No, ma io sono contentissimo, lasciando perdere i 9 gol per come è andato quest'anno, perché comunque l'obiettivo mio di quest'anno era di vincere il campionato, poi che facevo 5, 6, 9, 10, 11 gol, quello veniva in secondo piano, quindi io penso che l'obiettivo che mi ero prefisso nella testa l'ho raggiunto, quindi sono... E cosa ti aspetti dal futuro? Dal futuro ho altri 2 anni di contratto qua col Padova, quindi spero di rimanere, poi vedremo. Di riportarlo magari ancora più in alto. Merelli, il portiere, dov'è il portiere? Eccolo lì, ripassiamo un po' che... Ha debuttato domenica Merelli o alla seconda partita, credo? Seconda. Com'è andata? Bene? Ma, bene, sì, secondo me sì, bene. Mister? A parte il gol, dai. Stai parlando di domenica di Merelli? No, in generale di Merelli. Di Merelli in generale. Beh, il secondo portiere è un ruolo molto delicato e lui l'ha svolto nella migliore dei modi, tenendo sempre quel profilo importante che aveva in allenamento e tenendo sempre anche sulla corda, diciamo, Bildi. Domenica mi ha fatto arrabbiare, ma lo sa, quindi abbiamo un rapporto oltre che questo qui, abbiamo un rapporto oltre che vada al campo e quindi lo sappiamo. Domenica mi ha fatto arrabbiare perché voleva dimostrare a me che era bravissimo e io lo so che è bravo, quindi non me lo devi dimostrare facendo qualcosa di più di quello che dovevi fare. Però gli devo dare atto che dopo fine primo tempo, che non mi sono comportato benissimo, ha avuto cosa vuol dire? No, insomma, non l'ho trattato benissimo, dai. Non l'ho trattato benissimo. Successo Merelli, spero. Non si può dire... No, sono cose nostre. Sono cose nello spogliatoio, ha rimangono nello avuto una spogliatoio. risposta da grande uomo e da portiere di grande personalità. Adesso mi devi dire perché sorridi. Cioè, tu questa diatriba con lo staff. Allora, dopo gli devi anche fare una domanda. Adesso vado anche da loro, sì. Velocemente andiamo a vedere i gol del girone di ritorno. Sì, finiamo i gol. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. You heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in
Eccoci che abbiamo visto. Mister Bisoli, allora, prima di andare un attimo con loro e poi chiudiamo, ho chiesto a Mandolini e a Serena, avevo chiesto il papà se aveva fatto i complimenti, però non ho chiesto a loro come sono andati. Mandolini e Serena. Mandolini. Serena è stata una grandissima scoperta, è stato bravo il direttore a portarmela qui a disposizione, è stata una grande scoperta. È stato un giocatore importante, un giocatore che ha dato tanto nonostante la sua giovane età. È una spugna, quello che gli dici il fa, apprende e quindi bravo. Mandolini è stato anche lui un artefice importante anche nei momenti dove ha giocato meno, si è allenato sempre a 2000 all'ora e poi ultimamente quando lui era in campo la squadra vinceva e quindi voleva dire che portava un valore aggiunto. Mandolini, Serena. Sì, Serena, cominciamo da Serena che è lì sopra. Allora, sento il mister, sei una spugna? Lo ringrazio mille per il giudizio, non è la prima volta che spende parole belle nei miei confronti, quindi lo ringrazio. Come è la prima volta che spende parole belle? Non è la prima volta. No, non è, avevo capito la prima volta. No, perché dall'alto lei come ha fatto arrivare non avevo capito, chiedo scusa. E ringrazio anche il direttore di avermi dato questa possibilità di sperimentare. Ma quando ti ha detto vieni a giocare a Padova, cosa hai pensato? Wow, una nuova esperienza, prima 3 professionisti e comunque sapevo già, conoscevo l'importanza della piazza e sono rimasto un po' spaesato all'inizio, poi ho realizzato. Poi ti sei ripreso insomma, no, giusto? Mandolini tu? Direi in Serie C. Serie D. Comunque grazie ai miei compagni perché abbiamo fatto secondo me una cosa straordinaria. E l'abbiamo già detto tante volte, ma siamo veramente un gruppo di amici che si sono divertiti nel sacrificio e abbiamo ottenuto un grande risultato. Non l'ho chiesto, quando il direttore ti ha portato a Padova da Pordenone, tuo papà ti ha detto vai di corsa? Ma veramente ho scelto io. Non hai chiesto consiglio? Sì, però insomma è stata una mia decisione, io il direttore lo conoscevo da tanto e sapevo c'era la possibilità di venire a Padova e l'ho presa al volo perché sentivo che insomma era nell'aria che nel giro di 1 o 2 anni poteva fare il salto. Cosa ti aspetti dall'anno prossimo? Mi aspetto di rimanere in primis e comunque di fare un altro grande campionato come quest'anno. Serena, cosa ti aspetti? Spero anche di rimanere qua a Padova l'anno prossimo. Proprio parlano poco, proprio lei proprio mister li ha proprio inquadrati bene. Proprio mica male, mica Stati male. bravi loro. Aspettano tutti domani, ve lo dico, Presidente, aspettano tutti domani. Chi? Adesso andiamo da Piovanelli, sì, Piovanello. Andiamo da Piovanello, avevamo messo è l'ultimo che si è aggregato. Ti sei aggregato alla squadra, giusto? Sì, sono arrivato a gennaio, mi sono aggregato con questo grandissimo gruppo. Sono contentissimo. Ti fa migliorare lavorare con un gruppo di qualità così? Abbastanza. Come abbastanza? Molto, veramente. Devo ringraziare il mister che ogni volta mi martella sempre. Mister, mi fa una cortesia, mister. Marcandella, adesso vuoi dire qualcosa a Marcandella? Dov'è Marcandella? Stai tranquillo, che domani ti faccio allenare, stai tranquillo. No, lui è così, È così, no, ma stiamo scherzando. No, Piovanello Vuoi è un altro del settore giovanile che ancora non gli ho trovato il ruolo. Come non hai trovato il ruolo? Non sai che ruolo gioca? Io sono diverso da un po' dagli altri allenatori, a me piace molte volte sperimentare, no? Perché mi piacerebbe che tutti i giocatori riuscissero a trasformare tutte le loro potenzialità in una carriera importante, che non guardo solo l'immediato, guardo anche un po' in là. Quindi Piovanello, secondo me, ha delle qualità buone, ha una gamba importante, ha tecnica, ha forza, però mi viene da dire che se lo impostiamo attaccante, bene che gli vada, farà 10-11 campionati di Serie C. E quindi mi piacerebbe invece di vedere un giocatore con le sue caratteristiche, come il calcio di adesso, vederlo che potrebbe anche fare dei salti anche un po' più avanti. E che ruolo sarebbe l'ideale di Piovanello? Ci sto pensando la notte, mi viene da dire mezzala,
un quinto. Destro o sinistro? No, sinistro, è un mancino. Beh, col destro non calcia neanche i sassolini che trova per terra. Quindi. Però una mezzala, secondo me, potrebbe diventare una mezzala importante. Possono coesistere Marcadella e Cisco assieme? No, facciamo le scintille lì, Cioè lì niente. Non si può. No, più e più si scontrano, più e meno si attraggono. Loro sono più e più, quindi per l'amor del cielo. Né da una parte né uno dall'altra. No. Ci vuole semaforo in campo. Niente. Allora, Massimo Candotti è l'ufficio stampa del Padova. Massimo, andiamo a conoscere con lo staff, con il preparatore di portieri, il team manager. Allora, me li vuoi presentare tu, così che poi andiamo a conoscere anche chi collabora davvero nella società Calcio Padova. Partiamo larghi. Partiamo da qui, mi date l'altro microfono, dov'è? Eccolo qui. Marco Dal Moro. Vediamo se riusciamo a inquadrare Marco Dal Moro, spiega anche la... Allora, lui nasce tutor della foresteria e allenatore delle giovanili del Padova e a metà stagione, grosso modo, è stato aggregato allo staff di Mister Bisoli per meriti acquisiti sul campo. Una bella soddisfazione, giusto? Assolutamente sì. Io sono entrato in un gruppo che era già ben consolidato, con uno staff che funziona benissimo, e quindi ho cercato di imparare da ognuno di loro qualcosa. Certo. Vediamo che li conosciamo, quelli dello staff, Massimo, così. Passo il microfono, poi ritorniamo anche da loro. Il team manager. Chi lo passi? Marcello Matteos. Marcello Matteos. No! Questa è una mancanza di rispetto. Osannato immediatamente dalla squadra, ma perché è molto amato, un ragazzo che si fa molto bene con i suoi giocatori. No, ma se sono dei giocatori. No, ma se sono così vuol dire che sei molto amato. Sì. Quest'anno è anche molto migliorato, perché l'anno scorso aveva avuto dei problemi disciplinari serissimi, che invece quest'anno ha limato. Perché deve stare dietro al mister e non ha tempo di agitarsi lui, probabilmente. Perché si agitava anche lui, mi ricordo, non sala stampa si è agitato con lui. Si è calmato un po'. Sì, ho smesso di bere. No, però ti piace questo lavoro con... No, si sta benissimo, ho vissuto 2 anni straordinari. E... Chi è quello che viene a romperti più le scatole come giocatore? No, nel senso buono, nessuno. Che ti chiama, che ha più bisogno di te. No, nel mi senso buono. Tutti no? dalle 9 di mattina alle 10 di sera e... È sempre un piacere rispondergli. Conosciamo via Danilo Chiodi, preparatore atletico. Com'è andata la squadra quest'anno? No, molto bene. Io volevo, della società è già stato detto tutto. Volevo fare i complimenti, ma già lo sapevo, al mister e a Simone, perché secondo me hanno fatto un lavoro straordinario assieme al direttore dell'area tecnica, ma il complimento più grosso per quanto mi riguarda è, ribadisco, società e lo staff tecnico sono stati fondamentali, ma volevo rifare un complimento ai ragazzi. Chi è l'ultimo del gruppo quando che finisce di lavorare? Prima finisco di fare il complimento a loro, perché veramente certo. Mi viene dal cuore, penso che abbiano fatto un'annata straordinaria, che il vero valore si capirà veramente fra qualche anno, nel senso che noi abbiamo fatto una cavalcata da ottobre fino adesso veramente straordinaria, che ci ha permesso di finire, e è stato messo poco in risalto con 8-9 punti, quindi un campionato che rimarrà nella storia, penso, di questa società, e quindi il loro lavoro va messo in risalto. E questo non c'è dubbio. Poi nel gruppo c'è chi è primo, chi è ultimo. Ma sì, l'ultimo a uscire dal campo è sempre Russo, sicuramente. Si trattiene fino all'ultimo, a fare tutte le sue cose, è un perfezionista. Però, come ha detto il mister è super esigente, e penso che il valore aggiunto in un gruppo, il leader vero, è quello che tira fuori il meglio dagli altri. Lui in questo senso qui è veramente, io ho avuto la fortuna di lavorare altri anni con lui da questo punto qui di vista è bravissimo, perché tira fuori da ognuno di loro il massimo, e quindi per quanto riguarda la professionalità è stato un gruppo di grandissima professionalità. Adriano Zaccopè, preparatore di portieri, conosciuto, sta conosciuto. No, tutto bene quest'anno, Adriano? Apposta. Sì, è andato tutto bene, devo dire che mi voglio agganciare. Chiaramente lasciatelo finire, perché altrimenti stiamo qui. Ti vuoi ovviamente... Chiaramente mi allaccio a quello che ha detto Danilo, e devo dire che
faccio i complimenti chiaramente al gruppo, perché anche per noi è importante che lavoriamo per stimolarli, per motivarli tutti i giorni. È importante sentirci anche accettati e coinvolti dai ragazzi, e in questo devo dire che loro sono sempre stati bravissimi. Poi chiaramente per quel che riguarda lo staff, il mister è già un grande motivatore, ed è molto bravo a coinvolgere chiaramente tutti noi. Quindi è andato Massimo, rapidamente, tutto ok. così prima di chiudere andiamo a conoscere un po' tutti rapidamente, se mi vuoi almeno presentare così. Allora. Matteo Zambello, che è un altro dei nostri preparatori atletici che affianca Danilo. Tutto bene, Matteo? Tutto bene, grazie. Sei Sì, contento? sono contentissimo. Da quest'anno è arrivato giusto a Padova, mi sembra. Sì, ho fatto le giovanili, da 5 anni che facevo le giovanili. Sì, no, ma la prima squadra. La squadra del primo anno, e primo anno. infatti colgo anche l'occasione per ringraziare lo staff, mister, il preparatore, comunque per l'opportunità che mi hanno dato di far parte di questo gruppo. Poi vabbè, sicuramente di coronare anche questo sogno, essendo anch'io un padovano. E quindi è una bella cosa. Le ringrazio. Andiamo avanti, passiamo il microfono. Michele Capovilla, segretario del settore giovanile. Segretario, salutiamo anche Michele, andiamo dietro a conoscere anche i ragazzi, i signori dietro. Dietro c'è già gente che si sta agitando. Allora, presentali tutti, va. Filippo Ranzato è uno dei nostri fisioterapisti. Non ti far distrarre, Giorgio, perché sennò poi Sardo dice che fa. No, mi ha chiesto, il preparatore mi ha detto, vi giuro, Giorgio stai attento a Marcandella, mi ha detto così. No, è un po', adesso no, prego. Filippo Ranzato è un fisioterapista. Come è andata bene la squadra? Bene, Hanno sì. avuto bisogno del fisioterapista? C'è stato bisogno, abbiamo lavorato tanto, ma passa la pena alla fine. Qual è quello che aveva più bisogno del fisioterapista? Non si dice. Beh, con le gambe insomma. È chiaro che i senatori hanno qualche problema in più, ma è normale l'età. È tutto normale, però è un lavoro normale, insomma, Sì, giusto? sì, Normale. sì. Prego. Il signore Rosario Ferrigno, che è il nostro responsabile degli arbitri, la persona che quando vedete allo stadio alza il cartellone dei cambi. Quando il mister si arrabbia con gli arbitri o con lei va a calmarlo? O... Sì. Non sono proprio io, ci pensa mister Groppi a calmare le cose sul Però mio senti che invito. applaude. Sì, lei è molto calmo, sì, ma lei guardate tutti i mister, non ho già capito. Conosciamo il dottor Giovanni Munaron. Dottore, tutto bene nella squadra? Qualche acciacco c'è stato, qualche infortunio serio c'è stato? C'è stato qualche infortunio, però vedo che hanno recuperato. No, che è stato gestito bene secondo me dallo staff medico e fisioterapico, quindi abbiamo avuto dei recuperi veloci. Quando il dottore ha, di solito i giocatori hanno bisogno che durante l'arco della giornata qualche volta, ha avuto molte telefonate durante... È il dottor Micheli che riceve più telefonate di me. Ha ricevuto molte telefonate, dottore? Noi siamo disponibili praticamente 24 ore su 24, qualsiasi esigenza loro abbiano, noi siamo a disposizione, direi. Il nostro ruolo è un ruolo un po' difficile perché siamo un po' tra l'incudine e il martello, tra quelle che sono le esigenze del mister che vorrebbe i giocatori sempre disponibili al 100% e quelle che sono invece i tempi tecnici della diagnosi, il recupero e quant'altro. Però il lavoro è stato fatto bene. Il lavoro direi che ci ha dato una grossa Conosciamo mano. che dietro rapidamente anche la segreteria, lui è... Benedetto Facchinato, Benedetto Facchinato, contabile. Tutto a posto, Benedetto? Tutto a posto. Sono Quindi... solo 23 anni che lavoro a Calcio Padova e è ancora sano sto di mente, sto invecchiando a Calcio Padova, faccio parte dell'arredamento ormai. Beh, fai parte dell'arredamento, è un bravo tennista. È bravissimo tennista. E lui è il nostro tulipano bianco, altro fisioterapista, amatissimo della squadra, Robert Kint. Roberto Fogarollo è il nostro commercialista. Passiamo dietro così li conosciamo tutti. Quella è una banda, quella è dietro là. Allora, Matteo Menapace, videomaker, e quello che ha fatto il video di Natale, per capirci. Quello che diceva sta molto bene, complimenti a Stefano. Grazie mille. Massimo Minetto, commerciale, quello che va a raccogliere gli sponsor per World Appeal. Per conto in nome di Calcio Padova e Candeloro, Cristiano Lanzone che è il nostro grafico e l'uomo
Se qualcuno vuole dire Che qualcosa, vi saluto per salutare perché ovviamente il tempo sta correndo velocemente. Se volete dire qualcosa... Diamo spazio a tutti. Certo, prego. Qui abbiamo due fratelli. I Ruzzante Brothers. Ferruccio, responsabile dell'House Organ, e Remigio, il nostro speaker. Remigio, che poi è stato uno che ha dato molto alla nostra regione per quanto riguarda i cabarettisti. Si può definire cabarettisti, Bronze giusto? Querta. Le Bronze Querte, esatto, quindi. Adesso lo speaker del Padova, giusto? Io sono arrivato da Asiago, quindi sono qua da 4 anni, ho fatto tutto quanto questo percorso, questa avventura insieme con la società nuova, nel segno della padovanità, quindi sono testimone un po' della padovanità. Conosciamo anche giù, eccoli qua. Riccardo Zanetto e Alessandro Agostini sono responsabili della biglietteria. E quindi mi raccomando... Hanno già sbigliettato 550 biglietti per domenica. Andiamo giù con Dante che lui fa tutte le riprese, prego Dante Piotto. Dante che aspetta che gli dici se... No, di solito quando venivo qui ospite dicevi che lavoravo poco, poi alla fine sono Sì, 8 non è anni che lavori sono tanto, qui. però si è tagliato i capelli ultimamente, mi Sì. sembra, no? Io gli ho detto che gli avevi detto che si è tagliato i capelli. Molto bene, I rifo di là sono anche 8 anni, ormai sei arredamento. Quanti anni? Sono 8. 8 anni, come passa il tempo? Prego. Giulia Berti. La Giulia che è l'unica donna presente dello staff, quindi l'applauso. Giulia lavora al marketing ed è un cecchino infallibile perché è campionessa di tiro a segno. Ah, complimenti, complimenti. Quindi quando in ufficio qualcuno la fa arrabbiare, caccia fuori il ferro e ci spara. E quindi tifosi del Padova. Vi rubo il microfono perché andiamo di qua, riprendiamo, poi devo andare a salutare. Eccolo qui. Vai Massimo. Qua sarebbe da fare un libro. Avvocato Simone Perazzolo. Perché un libro? Perché è l'avvocato del Padova pre-non iscrizione, chiamiamola così, post, è quello che ha seguito tutto il trapasso vincere le 4 giornate di ed è quello che esatto fai ricorsi quando ci sono le squalifiche dei giocatori, ma insomma ha avuto quindi un lavoro impegnativo importante all'interno della società, giusto? Un lavoro che dà soddisfazione, soprattutto quando arrivano questi risultati, a parte nel caso di Trevor, ma succede. Lì non si poteva fare niente. È anche, scusate, fermo Trevor, è anche un lavoro che ti fa diventare anche tifoso poi della squadra, giusto? Prima di tutto si è tifosi, lo si fa perché si è tifosi fondamentalmente, dopodiché si mette la professionalità al servizio della squadra nell'ambito di una società con cui c'è ormai c'è sempre bisogno di un avvocato nelle società per tutto quello che può accadere, vero? Come sa benissimo anche l'assessore che ha grande esperienza in quest'ambito, sì, perché le società di calcio sono molto complesse. Bene, grazie, andiamo a conoscere anche loro che sono... Luca Romaniello, responsabile della scuola calcio dell'Academy. Tutto bene l'Academy? Tutto bene, ci sono 250 ragazzi, 18 squadre, tutto benissimo. Bene, andiamo a conoscere... Claudio Contadini. Claudio. Grazie. Luciano De Franceschi. Luciano De Franceschi. Tutti e due dico che un applauso così al di là dell'entusiasmo tutto. No, manca anche Oriano però. Sì. Manca Oriano, sì. L'hai detto? No, adesso lo fa. Detto che prendi parole che tu sai. Volevo dire al di là di Oriano, che non c'è che lo salutiamo. Oriano Zorzi. Sì, l'impegno e l'applauso che ha fatto la squadra anche forte, è un impegno che da anni meritate, Luciano, perché tu da anni che sei in quella lavanderia alla Piani e sei a disposizione di tutti e della società, in tutte le società, credo sono 25 anni più 28, non ricordo. Sì, dal 90 sono 28 sono 28 anni che sei al servizio del Calcio Padova, questo sicuramente vi fa onore a entrambi perché avete dedicato nel bene e nel male tutta la storia di questi 28 anni. Abbiamo visto un po' di tutto. Quindi l'applauso è doveroso per... Solo Enrico Candeloro prima. Aspetta, io ho due guest star da nominare, che sono Francesco Stecca, il nostro front office driver, anche lui come panchinato era parte del mobilio del Calcio Padova e non è potuto venire perché ha un problemino in famiglia, come Fabio Pagliani, che è il segretario sportivo del Candeloro è quello che va a raccogliere di sponsor, giusto? Non solo, Non solo, organizza però, gli eventi, attività con i tifosi.
Allora, io rappresento World Appeal e assieme a Giulia, Matteo, Massimo e il buon Cristiano cerchiamo di mettere a servizio tutto il nostro operato per cercare di migliorare l'immagine, per cercare di raccogliere gli sponsor, per cercare di migliorare l'immagine nelle partite, quindi cerchiamo un po' di motivare quello che va al di là della partita, ecco. Tutto bravo, bravo. Grazie. Allora, siamo arrivati alla conclusione, Stefano Eder. Presidente Roberto Bonetto, una cosa devo dire. Io sono stato abituato negli anni del Padova di Cestaro che a parlare con la società personalmente sembrava di aver di fronte, non lo so, non so come definirlo, un distacco davvero su un piedestallo mi sembrava. Mi sembra questa sera, da quello che ho visto tra i ragazzi, tutto lo staff e tutti voi che siete venuti questa sera qui, e mi fa enormemente piacere, vi ringrazio, di ritrovare una società a livelli che giusto sia per il calcio, per farsi amare da una città. E mi auguro che questa serata collabori e aiuti anche la tifoseria ad aumentare, perché vi meritate sicuramente molta più gente di quella che è venuta finora, perché nessuno è riuscito a fare in un anno quello che siete riusciti a far voi dalla C alla B. Sono riusciti alla C2 alla C1, sono riusciti, ma dalla C2, dalla C1 alla B siete stati i primi, quindi davvero meritate un'ampia solidarietà di persone della città di Padova che vi dia una mano, prima di tutto economicamente, come avete richiesto, è giusto che sia, e poi anche come affluenza allo stadio. Così possono vedere anche il mister che è arrabbiato moltissimo, questa è una battuta che ho fatto, però complimenti davvero Roberto Bonetto. Grazie. Stefano Eder, poi l'assessore e Claudio Miola che chiudiamo. Stefano, una battuta. Che battuta da fare? 2 ore e 3/4 che ci hai tenuto qui, io sono morto. Ho un sonno anche Vincenzo. Io guarda, io che ho visto l'unico morto, l'ho visto troppo stanco, però abbiamo sentito, era giusto sentire tutti, Stefano. Battute a parte, spero che sia l'inizio di un percorso che ci porterà lontano. Lontano. Avvocato o assessore allo sport Dio Bonavina. Bellissima serata, mi è piaciuto molto sentire il mister che commentava un po' le caratteristiche dei giocatori, perché ci sono delle cose che per tanti ragazzi che si affacciano al mondo del calcio sono degli insegnamenti, no? In particolare sentivo quando parlava con Russo, no? 10 minuti possono essere più importanti di una partita intera, perché 10 minuti fanno capire quello che una persona ha dentro, e tanti ragazzi che magari mi auguro hanno ascoltato questa trasmissione possono capirle queste cose, perché molto spesso si pensa ma io devo giocare, voglio giocare, e invece tante volte le piccole cose fanno la differenza. Andrea Viola? Beh, non sono solo i 10 minuti in campo, ma anche magari non avere la casacca dei titolari, penso a Michele proprio, e quindi essere nell'altra squadra, magari con un ragazzino a fianco, era quello che dava più consigli di tutti all'interno della squadra. Quindi quando si mette il concetto di noi davanti a quello dell'io, poi si ottengono i risultati. E quello che hai detto tu prima mi hai preceduto, stasera si è capito perché, uno dei motivi per cui la squadra quest'anno ha vinto, e la palla adesso passa alla piazza, ai tifosi che secondo me non sono ancora sufficienti per quello che sta mostrando, e agli imprenditori. So che il presidente Bonetto usa spesso il concetto di avere un aiuto, il poco da tanti, non è che uno debba fare chissà cosa, però anche psicologicamente una presenza, un aiuto, un sostegno penso sia utile e sia la strada migliore da seguire. Chiude lei, Presidente? Chiude la serata? No, ecco, lo spirito si è visto qua questa sera, no? C'è uno spirito goliardico, ragazzi che ridono, si prendono in giro uno con l'altro, il mister che ha fatto un ottimo lavoro, che scherza con loro, ecco, questo è lo spirito, un gruppo meraviglioso dietro di gente che ha lavorato, c'era gente che stava in sede fino alle 8 della sera, 8 e mezza della sera, ecco. Questo è lo spirito del Padova e questo è lo spirito vincente. Spero che tutti assieme riportare avanti questo spirito e questo progetto, quindi ragazzi io vi devo virtualmente abbracciare tutti quanti e ringraziarvi delle gioie che mi avete dato a me, alla mia famiglia e alla città di Padova. Adesso salutiamo Grazie di che avete coraggio.
ringrazio a Dennis Maran, Federico Uchile, che non avete fatto domande, avete potuto fare tutte le domande che volevate, che non si è stancato sul 212 a mezzanotte, quindi fra poco, fra 5-10 minuti. Fantastico, non vedo l'ora. Ti giuro, adesso vado a casa e la guardo subito. Come sonnifero. A mezzanotte sul canale 212 TV7 Sport c'è la replica per chi vuole rivedere il calcio Padova, che ringrazio che è venuto a trovarci questa sera, e in bocca al lupo per il